Siamo a bordo della nave Morosini e sono in compagnia del capitano di fregata, corretto, vero? Raffaele Martino. Comandante, buongiorno. Buongiorno e benvenuti. Ci spiega quelle che sono le caratteristiche tecnologiche di questa imbarcazione? Sì, siamo a bordo della Multipurpose Combat Ship, una delle unità più moderne della Marina Militare, che ingloba molta tecnologia italiana, in particolare tra le tante innovazioni tecnologiche che giorno dopo giorno è possibile scoprire a bordo di questa unità. Voglio mettere in risalto quello che è il Naval Cockpit. Il Naval Cockpit è una nuova concezione di plancia delle unità militari. Tramite questa postazione abbiamo un pilota e un copilota, a similitudine di quello che avviene a bordo di un aereo. È possibile gestire e controllare l'intera unità. Nave Sirio ha una velocità massima di 20-21 nodi, quindi parliamo di circa 42 km orari, raggiunta grazie a due motori termici principali che vedete alle mie spalle, che appunto sono motori di propulsione che ci consentono che sono collegati a un riduttore e a due eliche a passo variabile, che ci consentono appunto di raggiungere tutte le velocità fino alla massima di 21 nodi. In termini di chilometri orari, 21 nodi? 21 nodi sono circa 40-42 km orari. Buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Oggi in studio con me il consigliere nazionale per la delegazione del Veneto Orientale, Roberto Spolaor. Ciao Roberto. Ciao Gwendalina, ciao a tutti i radioascoltatori. Benvenuto qui a International Radio. Allora, cominciamo subito da quella che è stata l'inaugurazione di una via in quel di Adria, dove tu eri presente a rappresentare insomma la Marina italiana, no? O meglio l'ANMI. E andiamo nello specifico, parliamo di ANMI. Spiega ai nostri radioascoltatori chi è ANMI e le attività che svolgete. ANMI è praticamente l'acronimo dell'Associazione Nazionale Marina d'Italia e vuole riunire tutti coloro i quali hanno svolto e stanno svolgendo il servizio militare, quello che è stato precedentemente anche di leva, e sotto ogni aspetto, senza distinzione di grado, di categoria. Siamo distribuiti in tutta Italia, proprio nazionale, essendo in ben 32.000 soci, suddivisi su 24 delegazioni. Per quanto riguarda il Veneto, siamo oltre 3.600 soci distribuiti in tutta la regione Veneto e anche con altri gruppi distribuiti nel Trentino Alto Adige. Questa è un po' la foto appunto di ANMI, ma ritorniamo ad Adria, no? Perché sì, tu presenziavi insomma come consigliere nazionale chiaramente di ANMI, e è stata inaugurata questa via e sono state citate anche 3 persone, no? 3 che sono scomparsi nel svolgere il loro dovere, e stiamo parlando di Lino Beccati, poi anche di tra l'altro un cavarzerano, e stiamo parlando di Leonino Visentin. Certo, vero? Questo Leonino Visentin è stato anche insignito della medaglia d'argento al valore militare, proprio perché, essendo imbarcato nel 41 durante un attraversamento nel ritornare a Tunisi, è stato obiettivo di guerra la sua unità, cadendo nello svolgimento delle sue funzioni a aiuto anche ai componenti dell'equipaggio. Era tenente di vascello, un tenente del genio navale, del rango del genio navale praticamente. Certo. Era addetto al servizio di macchine, ecco, e fra questi c'era anche, come ben menzionavi Gwendalina, Lino Beccati. Certo. Lui è un ex sottufficiale della Marina che proprio nell'impresa nel 1943 ebbe la capacità, la fermezza nell'abbattimento di un incrociatore, dell'incrociatore York della della Marina inglese, e nella baia di Suda a Creta,
e con l'affondamento praticamente poi fu anche prigioniero dagli stessi inglesi. Certo. Ecco, io non voglio ti fermo perché sennò certo, sì, stiamo andando, sto facendo un po' tutta la storia, la cronostoria. Certo, che ci sta tutta, per l'amor di Dio, ci sta tutta, però era un po' di stare nei tempi, no? Perché ha una serie di domande da porti per rendere un po' interessante, insomma, l'intervista. Perché Lino Beccati? Perché poi dopo di Adria, l'inaugurazione, dicevo prima per riprendere il discorso della via appunto ai Marinai d'Italia, è stata posta all'entrata del municipio di Catiepolo, in quel di Porto Tolle, una targa in onore appunto di Lino Beccati, alla presenza della sorella, no? Certo. C'eri, tra l'altro sei venuto anche tu certo, c'erano anche delle rappresentanze locali e c'era anche chiaramente il sindaco e forze armate, insomma, in presenza. E una cosa che volevo aggiungere, tra l'altro Cavarzera ha intitolato proprio una via, me lo ricordavi tu 23 anni fa, no? Certo, proprio ieri di 23 anni fa, il 3 giugno 2001, proprio a Cavarzera è stata data appunto il nome ad una via al cavarzerano appunto che abbiamo menzionato prima, Visintin, proprio dal gruppo di Cavarzere. Certo. Catapultiamoci in quel di Venezia adesso. Okay. Là eravamo al Salone Nautico, e parlo al plurale, ci siamo visti anche là e c'erano gli stand della Marina. Sì, c'erano gli stand della Marina, c'era la meraviglia della Marina. Quale miglior connubio col mare, per il mare, sul mare, Venezia, la Marina militare. Venezia, non può essere diversamente. Insomma, è stata fatta una visita all'interno dell'imbarcazione, anzi siamo saliti alla Morosini e al pattugliatore della Sirio, parlando con i comandanti che hanno fatto tutta una serie di presentazioni della Marina, della sua bellezza, e soprattutto sono stati proprio le guide, no? Delle famiglie che sono salite a bordo per visitare le due imbarcazioni della Marina, grande Marina italiana, dico il 10 giugno, poi le diremo alla fine, ricorre la giornata della Marina Militare. Esatto, la giornata della Marina Militare. Ma io volevo tornare su di te un attimo. Cosa rappresenta per te, cosa ha rappresentato e cosa rappresenta per te la Marina Militare? Allora, cosa ha rappresentato e cosa rappresenta? Per me, torno indietro di ben 30 anni allora, quando ho svolto il servizio militare per obbligatorietà, e ne ero contento e ben fiero di entrare in questa forza armata. Non ne vedevo altre, sinceramente. Sinceramente il mio obiettivo, la mia rotta era quella proprio di entrare in questa forza armata. Proprio per quale motivo? La Marina Militare mi ha dato un'opportunità grandissima, sebbene sia passato poi anche nel corpo delle Capitanerie di Porto, nella neonata Guardia Costiera, mi ha dato quell'opportunità che da giovane, di quell'età, non comprendevo, ok? Perché non sapevo qual era il mio esatto futuro. Ma mi è servito moltissimo, e dico moltissimo sottolineandolo, proprio perché uscendo dall'Istituto Tecnico Nautico Sebastiano Venier, dalla sezione capitani, il servizio svolto, avendo conosciuto persone particolari, ho acquisito talmente una conoscenza nell'ambito tecnico che mi è stato molto molto utile poi successivamente nell'imbarco delle navi mercantili, perché ho conosciuto entrambi le marine, quella militare sotto l'aspetto appunto del solino, perché ricordiamolo, il solino è il simbolo fulcro distintivo proprio del militare della marina, e poi sono passato alla Marina Mercantile come ufficiale. Per dire che tu svolgi come lavoro, diciamo ai nostri radioascoltatori, svolgo appunto la funzione di comandante sulle navi traghetto a Venezia. Quindi quando si va a Venezia e vedete le imbarcazioni che trasportano i mezzi. No? Sto parlando di camion e quant'altro. Certo. Anche mezzi pericolosi, quelli che trasportano anche materiale pericoloso. E quindi tu guidi, insomma, comandi queste... Sono al comando di queste unità, sì. Un grande, insomma. Un grande, insomma. Ci sono tanti altri colleghi anche più bravi di me, ma comunque, insomma, per quanto sia, insomma, non dico prestigio, dà un senso di responsabilità che lo si acquisisce nel campo, nella conoscenza, nello studio,
E torno a dire, siccome anche Venezia, se vogliamo soffermarci un secondo, è assoggettata sotto aspetti di tante giurisdizioni, chiedo scusa, bisogna avere una competenza certo. particolare anche sul diritto della navigazione e anche sulle ordinanze della Capitaneria di Certo, Porto. bisogna, insomma, come per le città c'è il traffico su gomma, a Venezia non esiste il traffico su gomma, ci sono i comandanti. Ci sono ben 5 autorità che gestiscono nell'ambito certo. lagunare. Cambiamo discorso, nel senso che ci catapultiamo nel tuo ruolo, non solo. Io spero di non avere troppi infortuni, catapultandoci di qua e di là, insomma, ecco. No, per amor di Dio. Allora, oltre al fatto del tuo ruolo di consigliere nazionale, sei anche conferenziere. Conferenziere, sì. Ci spieghi questo ruolo che hai all'interno dell'ANMI, e perché ti dico questo? Perché ti voglio portare al contatto con i giovani, come la Marina o attraverso di te promuove l'attività della Marina, non solo militare, ma voglio dire a 360 gradi, per invogliare i ragazzi ad avvicinarsi, sì. Tenendo conto poi tra l'altro che l'Italia è una penisola, voglio dire il mare Mediterraneo la bagna nella maggior parte, no, della sua costa, e quindi non esiste chi non è interessato dalla Marina militare, concedimi il termine, questa sì. associazione di idee. Torniamo al discorso di conferenziere, questo ruolo ben specifico per promuovere le attività che fate. E quali sono le attività? Te le ho dette tutte, vediamo un attimo se riesci ad andare in ordine adesso, vai. Vediamo di riassumere molto. Allora, la figura del conferenziere nasce da 5 anni a questa parte all'interno dell'Associazione Nazionale Marine d'Italia, dove ci è stato chiesto appositamente dallo Stato Maggiore della Marina che si potesse trovare in qualche maniera dei soci che si dedicano come missione nel rivolgersi alle scuole, a quelle scuole che stanno nell'entroterra, dove con il personale della Marina non sempre hanno la possibilità di arrivarci quotidianamente. E di conseguenza è stato chiesto a tutti i soci nell'ambito nazionale di seguire, hanno chiesto dei volontari, diciamo così, proprio, che si vogliono dedicare per divulgare e pubblicizzare il corpo della Marina Militare. Questo ovviamente teniamo presente che sotto la Marina Militare, sotto questa grande famiglia, questa grande mamma, diciamo così, del corpo della Marina Militare, ci sono anche tante altre componenti. Di conseguenza se volete le cito: è il corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, sommergibilisti, incursori, palombari, l'aviazione navale, ok, ecco, e altre ancora. Il conferenziere cosa fa? Ha ricevuto un'istruzione, ha seguito un corso con l'UPICOM, l'ufficio appunto per la esatto, per insegnare quali sono gli articoli e gli argomenti da trattare con le scuole, anche per essere molto più lievi. E i vari conferenzieri chiedono agli istituti di poter dedicare un'ora del loro impegno scolastico durante la settimana proprio per pubblicizzare la forza, la struttura, l'organizzazione della Marina, e per invogliarli a dare un'alternativa ai soliti studi che ci sono delle altre università. Ci fai degli esempi delle attività che fate? Allora, gli argomenti che vengono trattati sono i più disparati. Quello che si vuole far capire agli studenti, che ci rivolgiamo, tengo presente, a quelli che sono in corso di formazione di orientamento, in terzo e quarto anno di studi superiori, che vadano dall'istituto professionale a un alberghiero, a un istituto tecnico. Sì, perché a bordo delle navi si mangia, vero? Serve qualcuno il panino che non ce lo manda il drone, è vero? Certo, Okay. certo. Ecco, e sinceramente servono anche i panettieri, c'è il panettiere, il cuoco, ci sono i camerieri, insomma, ecco. E di conseguenza, dicevo, c'è l'istituto tecnico, c'è il liceo di ogni tipo e di ogni indirizzo scolastico, appunto, e si presenta anche in quella fascia di periodo scolastico che va da gennaio ad aprile. Ci sono anche i bandi di concorso per l'arruolamento, sia per il ruolo degli ufficiali, seguendo il percorso con l'Accademia Navale di Livorno, sia la Scuola Sottufficiali di Taranto per coloro i quali vogliono diventare un domani marescialli, ok? È un ruolo di sottufficiale.
E per quanto riguarda invece anche i ragazzi che vogliono cimentarsi per un anno, per provare in un anno come volontario di ferma iniziale, che dura appunto un anno. Poi concorsi interni che gli permettono anche di ricevere crediti particolari anche per eventuali corsi altre forze armate. Certo. Ritorniamo al 10 giugno prossimo. Non ci catapultiamo, ormai siamo già feriti abbastanza. Esatto. Okay, torniamo a citare il 10 giugno. 10 giugno. Quanto è importante per la Marina, cioè è la giornata della Marina, no? Giornata della Marina. Si ricorda il 10 giugno per l'impresa del capitano di corvetta Luigi Rizzo, che con i MAS praticamente si vuole ricordare l'impresa di Premuda, e di conseguenza è stata istituita come giornata dedicata proprio al ricordo di quell'impresa particolare, e di conseguenza la Marina se l'è fatta propria. Ecco, le giornate che se vogliamo menzionarle, che segue l'ANMI a livello nazionale, tengo a precisare che esistono anche dei gruppi esteri negli Stati Uniti, abbiamo anche gruppi in Australia, in altri paesi, in altri stati del mondo, e abbiamo come date particolari oltre a quelle nazionali ovviamente del 2 giugno e del 25 aprile, abbiamo il 10 giugno che è la giornata della Marina, abbiamo il 7 settembre è la giornata dedicata al ricordo, alla commemorazione di quanti sono scomparsi dalla corazzata Roma. Ecco, è dedicata proprio a quanti sono caduti in mare nell'esercizio delle loro funzioni. Sì, oltre a queste chiaramente le classi che non è proprio molto appropriato, ma 25 aprile, perché io vedo i rappresentanti di ANMI in queste cose istituzionali importanti nazionali, vedi 4 novembre, vedi, no? Sì, certo, queste sono in ogni gruppo mettendosi d'accordo con l'amministrazione locale, svolge in ambito locale, in ambito comunale, anche in ambito provinciale, ha delle manifestazioni già ben calendarizzate. Già dall'inizio dell'anno ci sono accordi, perché non è sempre facile mettersi d'accordo. Poi, se posso dire, quello che ci distingue dalle altre associazioni è il nostro modo ben signorile di presentarci alle manifestazioni. Insomma, certo. Molte persone, tengo a precisare una cosa, quando c'è un alzabandiera, quando c'è un stare sull'attenti, siamo sempre seguiti dalla figura del nocchiere al fischio, una cosa che tengo a precisare è molto particolare, a differenza di chi fa uso della tromba, di altre associazioni, e richiama proprio la tradizionalità, proprio la tradizione che a bordo viene impiegato il nocchiere al fischio. Certo, ma sì. Cosa accadrà il 10 giugno? Diciamo ai nostri radioascoltatori, perché faremo una diretta proprio su questo. Come sicuramente tanti altri radioascoltatori avranno partecipato al Salone Nautico di Venezia negli ultimi giorni, era presente in Bacino San Marco il pattugliatore Francesco Morosini. Che tra l'altro prende il nome anche all'istituto scolastico, no? Ma appunto è uno dei dogi di Venezia, e riceverà, rappresenta anche il pattugliatore Sirio, comunque. Certo, non l'ho detto prima. Sì, certo. E citiamo anche i due comandanti, sono stati stupendi, fantastici, ci hanno accolto a bordo con una familiarità che ha lasciato basito tutti quanti, siamo stati contentissimi, no? Sì, diciamo i nomi. Michele Angelicchio per la Sirio, giovanissimo, tra l'altro, 31 anni. Certo, e anche lui stesso era emozionato alle tue interviste, alla conoscenza, insomma, ecco. E il comandante Martino Raffaele, il capitano di fregata Martino Raffaele della nave Francesco Morosini. Quindi il comandante Raffaele, perché il nome è Raffaele, Martino, certo. Sai, noi giornalisti abbiamo questa particolarità di mettere prima il nome. Sarà a Civitavecchia, appunto, con la Morosini e riceverà la bandiera di combattimento proprio dalla presidenza nazionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. E quindi faremo una bella diretta. Ci spieghi ai nostri radioascoltatori cosa significa questo gesto significativo del 10 giugno. È un momento molto particolare, perché si dà un segnale, un emblema alla nave
la si veste di una responsabilità molto particolare. La bandiera di combattimento praticamente ricevuta che verrà consegnata con lo scrigno da parte della Presidenza nazionale dall'ammiraglio di squadra Pierluigi Rosati, consegnerà appunto ufficialmente alla nave come simbolo vestendola di grande ufficialità, nel senso di appartenenza alla Marina Militare. Quindi un gesto molto significativo e rappresentativo per la Marina Militare. Di gran valore, proprio di grande ufficialità. Proprio per eventuali occasioni potrà agire proprio sotto l'ufficialità dello Stato, della patria, della nazione Italia, ufficialmente, proprio rappresentandola in ogni suo porto, in ogni sua missione, in ogni suo viaggio che svolgerà nell'arco del suo tempo, perché effettivamente sappiamo che è nuovissima questa unità. Infatti mancava, è una sorta di, non dico varo, perché il varo si fa, no, all'imbarcazione, diciamo. Questa è l'ufficialità proprio dello Stato. Esattamente, l'abbiamo vista poi anche nella sua grande tecnologia a bordo, che sinceramente ha lasciato tutti con gli occhi sgraniti, proprio. Sì. Perché quando si pensa di andare a bordo di una nave, di poter vedere, no, tranquillamente da finestrino a finestrino, da dritta a sinistra e da destra a sinistra, per chi non mastica terminologie nautiche, di conseguenza vedere quegli operatori, quegli specialisti che stanno davanti a dei monitor di quelle dimensioni, a volte non è per tutti stare all'interno di un'unità e stare all'interno di uno studio come questo e di non poter vedere fuori dalla finestra cosa accade. Ecco, noi magari ci mettiamo alla finestra, vediamo le persone passare, le vetture che passano, però in mare ovviamente è tutta un'altra cosa, tutta un'altra spettacolarità. Godi è vero. Dall'alba al tramonto, ti godi la natura praticamente. Certo. Roberto, grazie per tutte queste pillole, però ci ritorniamo, nel senso che ci risentiamo lunedì, perché insomma abbiamo detto 10 giugno è una giornata importante e vedremo di fare appunto questa diretta e dare valore a quella che è la Marina italiana, perché sarà la sua giornata proprio nazionale, nel senso più alto, esatto, del termine. Grazie. Se hai un messaggio finale per chi ti ascolta, per i ragazzi soprattutto. Innanzitutto voglio ringraziare te e lo staff dello studio di International Radio per aver dato l'opportunità all'ANMI, all'Associazione Nazionale Marina d'Italia, nell'ambito regionale, anche un grazie da parte del Presidente nazionale, perché parlo anche a nome suo. Il messaggio che vorrei divulgare così tramite la vostra stazione è quella che noi ricerchiamo sempre, ragazzi, io li chiamo ragazzi perché anche se io ho 53 anni comunque sono ancora un ragazzo dentro, insomma, tutti coloro che anche se hanno dismesso la divisa, l'hanno incelofanata per grande ricordo, l'hanno sistemata all'interno dell'armadio di casa, di dirgli: venite, le nostre porte sono sempre aperte, in tutta la regione siamo ben 42 gruppi, come ho detto prima, ci fa sempre piacere incontrare coloro i quali hanno svolto servizio più disparati, sia a terra che a bordo, in tante altre missioni, a bordo di tante unità che alcune anche sono state disarmate, cioè messe in disarmo, ecco, non agiscono più, cioè non sono state messe a riposo. Ecco, ma anche tanti altri che hanno svolto il servizio nelle capitanerie di porto, a bordo delle motovedette. È un elenco lunghissimo, sì, certamente. A tutti. Insomma, marinai, venite a bordo, tornate a bordo. Ecco, questo è un messaggio che lo rivolgo anche ai giovani. ANMI è anche un buon trampolino di lancio per i giovani che vogliono un domani annusare il mare con la Marina Militare. Grazie Roberto, auguro a te e ai nostri radioascoltatori di International Radio una buona giornata. Grazie a voi.